Buon pomeriggio a tutti. Siamo lieti di accogliervi qui oggi, domenica 10 settembre, al 19° Festival Organistico di San Michele Arcangelo, edizione 2023. Good evening. We are pleased to welcome you here today, Sunday, 10 September, at the 19th Organ Festival of St. Michael Archangel 2023 edition. Prima di addentrarci nel vivo del concerto, porgiamo i doverosi ringraziamenti per il fondamentale supporto datoci dalla parrocchia di Salsa, che ci ospita, specialmente a Don Graziano Denardo, alle amministrazioni comunali di Sacile e Vittorio Veneto, in particolare all'assessore alla cultura Antonella Uliana, alla prestigiosa associazione Giuseppe Serassi, al Lions Club di Vittorio Veneto, alla sua presidente Alberta Pianca. Ringraziamo anche la direzione artistica rappresentata da Milly Fullin, ad altri esercenti e collaboratori, in particolare Stefano Maso, Michele Bacichetti, i ragazzi che vi accolgono, che sono Federico Dalmas e Jasmine Zanetti, la Tenda TV, che ci segue assiduamente, e tutti coloro che a vario titolo hanno dato un sostegno concreto alla realizzazione di questi concerti e che troverete dettagliati nel libretto con i programmi di sala. Domenica scorsa ha inaugurato la stagione organistica il giovane veneto Marco Favotto e ci ha offerto un magnifico concerto di musica sacra. Oggi abbiamo l'onore di ospitare la giovanissima musicista austriaca Sara Maria Pilvax, pluripremiata in organo e musica da camera, a cui andrà la seconda borsa di studio in memoria dell'avvocato Sergio Santorio, quarta edizione. Sara Maria Pilvax presenterà il concerto Buxtehude e la sua eredità musicale. Sara, nonostante la sua giovane età, ricordiamo che ha solo 23 anni, ha un curriculum veramente di spessore. Studia clavicembalo con Eric Draxler, musica da chiesa con Pier Damiano Peretti, Jeremy Joseph, educazione musicale e strumentale con specializzazione in direzione corale con Johannes Himmersberger all'Università di Musica e Arti di Vienna. Nell'autunno 2022 ha completato la laurea in concerto con organo, riscuotendo un enorme successo. Dal 2015 al 2019 ha studiato musica da chiesa e canto conservatorio di St. Pölten. Ha vinto molti premi per l'esecuzione all'organo, musica da camera, pianoforte e canto, all'evento Prima la musica e al concorso Enoch. Vincitrice anche nella categoria organo del concorso nazionale Prima la musica nel 2016 e nel 2018. Si è esibita come solista in importanti chiese come l'abbazia di Melk, l'abbazia di Klosternburg, la cattedrale di Linz, Santa Maria e la chiesa dei Gesuiti di Vienna. Parte della sua attività include anche la direzione del coro Agua Vocals e l'insegnamento ai corsi di organo ai Wiener Sängerknoben. Come sempre, rimandiamo l'approfondimento del curriculum ai libretti che trovate in sala. Con un applauso invito pertanto l'organista Sara Maria Pilcar a raggiungerci qui per esporci il programma. With a warm applause, let's invite the Austrian organist Sara Maria Pilcar to join us here to expose the concert program itself. Buonasera, sono felice di essere qui. This concert program honors the German composer Dietrich Buxtehude and shows his heritage, which lasts until today. Questo programma di concerti onora il compositore tedesco Dietrich Buxtehude e mostra il suo patrimonio musicale che dura fino ad oggi. Beginning with Buxtehude himself, the concert leads from Johann Sebastian Bach,
his young admirer, to Felix Mendelssohn, who introduced the music of the old masters to the 19th century and played a lot of works by Bach with great passion. A cominciare dallo stesso Buxtehude, il concerto prosegue con Johann Sebastian Bach, suo giovane ammiratore. Seguirà Felix Mendelssohn, che introdusse la musica negli antichi maestri fino al XIX secolo e ha suonato con rigore e passione molte opere di Bach. But the trace does not end here. Modern composers like Petr Eben from Czech Republic, who died 2007, are still fascinated by the rhythm and sensuality of Buxtehude's pieces. Ma il concerto non finisce qui. Anche compositori moderni come Peter Eben della Repubblica Ceca, scomparso negli anni 2000, sono ancora affascinati dal ritmo e dalla sensualità dei brani di Buxtehude. The listeners are invited to follow the beauty of organ music from about 350 years. Now I wish buon divertimento. Gli ascoltatori sono invitati a seguire la bellezza della musica d'organo di questi grandi musicisti da ben 350 anni. Buon divertimento a tutti. Un applauso.
Beh, che dire, direi che la performance della nostra giovanissima artista è stata davvero eccellente e io vorrei anche sottolineare una cosa, che proprio a Sara Maria Pilvax stasera verrà conferita la seconda borsa di studio, novità che è stata introdotta nel 2020, ovvero una borsa di studio per giovani studenti di organo, emergenti e talentuosi, per onorare la memoria dell'avvocato Sergio Santorio, che insieme con la moglie qui presente, la professoressa Maria Fontebasso Santorio, già docente di organo del Conservatorio di Udine, hanno contribuito finanziariamente alla costruzione dell'organo Pasquale Ferrari, dato alla comunità di Salsa nel 2004 e inaugurato da Andrea Scarpa nel 2005. Pertanto invito Sara Maria Pilvax a salire per la consegna della borsa di studio e dell'attestato, che ricordo è in memoria dell'avvocato Sergio Santorio. Invito per la consegna anche la professoressa Maria Fontebasso e la direttrice artistica Mili Follin. Con l'occasione ringraziamo anche la... Con l'occasione ringraziamo anche la ditta Magia Fiorita di Anzano per l'omaggio floreale e quindi ancora un caloroso applauso per Sara Maria Pilvax. Da questo entusiasmo io deduco che vogliate un bis, perciò chiediamo gentilmente alla nostra organista cosa ci propone. Let's kindly ask to our organist what he proposes, what you're going to do as bis.
Last but not least, I will play from Buxtehude, Preludium in G minor. Thanks. Mentre attendiamo che Sara Maria Pilvax raggiunga la cantoria per il bis, ringrazio voi del pubblico per la presenza e per l'attenzione, elementi fondamentali per gli artisti, e l'augurio che rinnoviamo è sempre il medesimo, che la musica contribuisca a rasserenare gli animi. The wish we renew for you is always the same. Music helps to calm the soul. E che dire, un arrivederci al prossimo appuntamento. A voi Sara Maria Pilvax.
Thank